1.500.000 € l'importo riportato sulla convenzione siglata tra Fondo Comuni Confinanti e Provincia di Belluno da destinare all'innovazione delle aziende operanti nella filiera del legno. Serviranno alla trasformazione organizzativa e tecnologica sotto forma di acquisto di nuova strumentazione e all'efficientamento dei processi di lavorazione. Questi soldi, questo 1,5 milioni, deve in qualche maniera arrivare all'innovazione della filiera legno, non solo nelle prime e seconde lavorazioni ma anche a livello boschivo, di modo che si possa in qualche maniera programmare già per il 2026 una sorta di possibilità di acquisto e di intervento. Il settore è strategico sotto il profilo economico nelle terre alte, ma anche turistico e ambientale, nonostante la concorrenza spietata dei paesi produttori contermini come Austria e Slovenia. Ad aggravare ulteriormente le condizioni del comparto gli effetti calamitosi degli eventi naturali estremi come vaia e la diffusione incontrollata del bostrico. C'è bisogno di dare una speranza, un filo di luce a questo settore che dopo vaia ha avuto tutta una serie di traversie, soprattutto negative, e che sta attraversando ancora un momento di difficoltà. La palla passa ora all'ente provincia, soggetto attuatore che stilerà il bando di partecipazione da realizzarsi entro tempi brevissimi, non oltre l'estate, raccomanda il presidente del fondo Dario Bond. Nei prossimi mesi provvederemo a elaborare il bando per dare la possibilità alle aziende di poter fare queste domande e per poter mettere a terra questo 1,5 milioni di euro che sono estremamente importanti e strategici per dare uno sviluppo ad una filiera che è importantissima per il nostro territorio della provincia di Belluno, come è già stato evidenziato nei convegni che sono stati realizzati ad Agremont e ad Arredamont, dove abbiamo colto veramente l'interesse e l'esigenza di investire su questo settore.